Recitiamo le lodi mattutine nella memoria di San Domenico, sacerdote, che canonico di Osma, umile ministro della predicazione nelle regioni sconvolte dall'eresia albigese, visse per sua scelta nella più misera povertà, parlando continuamente con Dio o di Dio. Desideroso di trovare un nuovo modo di propagare la fede, fondò l'ordine dei predicatori, al fine di ripristinare nella Chiesa la forma di vita degli Apostoli, e raccomandò ai suoi confratelli di servire il prossimo con la preghiera, lo studio e il ministero della parola. La sua morte avvenne a Bologna il 6 agosto. Iniziamo le lodi. Signore, apri le mie labbra E la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei, nella sua mano sono gli abissi della terra, sue sono le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Ascoltate oggi la sua voce e non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo il Pastore Supremo, Cristo Signore. Maestro di sapienza e Padre della fede, tu splendi come fiaccola nella Chiesa di Dio. In te il Divino Spirito dispensa con amore il pane e la parola sulla mensa dei piccoli. Tu illumina i credenti il mistero profondo del Verbo fatto uomo per la nostra salvezza. Tu guidaci alla vetta della Santa Montagna, dove i miti possiedono il regno del Signore. A te sia lode, o Cristo, immagine del Padre, che sveli nei tuoi santi la gioia dell'amore. Amen. Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore, cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore affranto e umiliato, non disprezzarlo, Signore. Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera. Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di avere clemenza. Dio viene da Teman, il santo dal monte Paran. La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra. Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani. Là si cela la sua potenza. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'Empio, nella melma di grandi acque. Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro. La carie entra nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi. Sospiro nel giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime. Il fico infatti non metterà germogli, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo. I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi. Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. Il Signore Dio è la mia forza, Egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel tuo sdegno, Signore, ricordati della tua misericordia. Glorifica, Signore, Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine. Di fronte al suo gelo, chi resiste? Manda una sua parola ed ecco si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion, il tuo Dio. Dalla lettera agli Ebrei. Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito del loro tenore di vita. Imitatene la fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Non lasciatevi sviare da dottrine varie e peregrine. Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. Giorno e notte annunziano il tuo nome. Vegliano sulla tua Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Li hai posti come sentinelle, vegliano sulla tua Chiesa. Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Nel giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati nelle mani dei nemici. Di servirlo senza timore in santità e giustizia,
a suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. E dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre. A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la nostra preghiera. O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della vita eterna. Cristo, che in San Domenico ci hai dato un'immagine viva del tuo amore misericordioso. Fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. Tu che nei tuoi vicari continui a svolgere la missione di maestro e di pastore. Non cessare mai di governarci tu stesso nella persona dei tuoi ministri. Tu che nei santi pastori posti al servizio del tuo popolo ti sei fatto medico delle anime e dei corpi. Fa che non venga mai meno la tua presenza mediante i ministri santi e santificatori. Tu che hai animato i fedeli con la sapienza e la carità dei santi. Fa che i predicatori del Vangelo ci aiutino a conoscerti e ad amarti come vuoi tu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Guida e proteggi, Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di San Domenico. Egli che fu insigne predicatore della tua verità, interceda come nostro patrono davanti a te, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Nos cum prolepia. Benedicat Virgo Maria. In mezzo alla Chiesa gli ha aperto la bocca, il Signore lo ha colmato dello spirito di sapienza e dell'intelligenza, gli ha fatto indossare una veste di gloria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti in questa Santa Messa che oggi celebriamo con la Chiesa intera, la memoria di San Domenico Presbitero. Preghiamo per tutti i sacerdoti, preghiamo per la Chiesa e quanti che lavorano nella Chiesa. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Guida e proteggi, o Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di San Domenico Presbitero. Egli che fu insegno predicatore della tua verità, sia nostro intercessore davanti a te, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu mai cosa grande come questa, e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu e rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra, con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrore, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i tuoi occhi? Tu sei stato fatto spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio e che non ve n'è altri fuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti. Sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole che venivano dal fuoco. Poiché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro discendenza dopo di loro e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza e con la sua grande potenza, scacciando innanzi a te nazioni più grandi, più potenti di te, facendoti entrare nella loro terra e dandotene il possesso come oggi. Sappi dunque oggi, medita bene nel tuo cuore, che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, dove non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi, i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu, i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ricordo i prodigi del Signore. E ricordo i prodigi del Signore. Ricordo i prodigi del Signore. Sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo. Vado considerando le tue opere, medito tutte le tue prodezze. Ricordo i prodigi del Signore. O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza fra i popoli. Ricordo i prodigi del Signore. Hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Guidasti come un gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Ricordo i prodigi del Signore. Alleluia, alleluia. Alleluia. Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, coi suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo col suo regno. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato. Che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? In Italia nessuno si permetterebbe di vietare l'ingresso in un negozio o in un ristorante a persone di diversa nazionalità o colore di pelle. È un episodio che sorprende e che non favorisce il dialogo, la fiducia e il rispetto reciproco. Si sta arrivando ad un scontro di civiltà, ma nessuno ne parla e con maestria ingannevole deviano. Senza dubbio c'è una strategia precisa ed efficacissima nel veicolare messaggi subdoli e pericolosi a questa umanità smarrita e in moltissimi casi senza più identità. In mezzo si trovano senza dubbio moltissime persone, brave persone, ma tuttavia incapaci di discernere la verità e di compiere esclusivamente ciò che è buono e migliore. Le periodiche statistiche riguardo l'utilizzo di Facebook e Instagram, per esempio, affermano che quasi tutti i partecipanti sono dipendenti e controllano in modo compulsivo ed ininterrottamente le loro pagine o quelle degli altri amici per sapere cosa fanno, dove sono, cosa mangiano, cosa pensano. Il controllo di Facebook e di Instagram si compie in modo macchinale e infrenabile ed è sintomo di una varietà di disturbi del comportamento. Diverso è invece il controllo della pagina di Facebook ed Instagram in modo sereno e senza agitazione, perché la vita non dipende dal controllo immediato. È un sintomo impulsivo da controllare e guidare verso ciò che è buono, altrimenti si perde il controllo della propria persona e tutte le scelte si lasciano dipendere da un stato, da un'anima subulio. Non bisogna rendere drammatico l'impulso e la dipendenza di Facebook e di Instagram. Tutto si può superare con la preghiera e la riflessione adeguata riguardo questa forma di dipendenza che causa sempre agitazione e sconvolgimento nella vita. La preghiera a Gesù per avere il controllo
volontà è sempre ascoltata, ma bisogna impegnarsi nella rinuncia di eseguire freneticamente i pensieri che arrivano alla mente. Bisogna gestire tutti i pensieri e non lasciare liberi di impulsi, perché sono sempre quelli negativi a prevalere se noi non rifiutiamo subito, proprio per la loro natura dannosa. I meno preparati spiritualmente e quelli che si considerano eccessivamente esperti ed autoritari nella vita cadono sempre nelle trappole diaboliche dei mass media e non se ne accorgono. Vivono nell'errore e rimangono convinti della bontà di quanto compiono. Lo stesso avviene a quelli islamici che inneggiano alla guerra santa, jihad, di religione per maggiore precisazione, e nessuno riesce a farli desistere. Qualcuno può ancora onestamente affermare che qui c'è una religione di pace? Non siamo noi cristiani a cercare contrasti, perché Gesù Cristo ci ha insegnato ad amare tutto, a perdonare, ad aiutare, ad usare misericordia e pazienza, a vedere nel prossimo un fratello da aiutare, addirittura a fare del bene anche a quelli che ci odiano. Chiudendo la catechesi, ringraziamo di cuore quanti recitano la novena di San Michele Arcangelo. Oltre a chiedervi di pregare San Michele ogni giorno per noi, per un lato, sempre tanto che sia nata in tutti noi una vera e forte devozione al Principe dei Serafini e grande difensore della nostra amata Chiesa. Non dimentichiamoci mai di rivolgerci tantissime volte al giorno al capo dell'esercito Angelo. Continuiamo a recitare giornalmente preghiere, suppliche, novene e questo potentissimo angelico che ripete: chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Buona preghiera a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ascolta con bontà, o Signore, le preghiere che ti presentiamo per l'intenzione di San Domenico e per la forza di questo sacrificio. Conferma e proteggi con la tua grazia coloro che difendono la fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. E veramente è cosa buona e giusta renderti grazia e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio Onnipotente ed Eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Domenico ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto Dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Domenico e tutti i santi che in un tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati dal suo divino insegnamento, possiamo dire: Pater noster, Qui es in celis, sanctificetum nomen tuum, adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sicut et in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos da male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,
Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebbiami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. E fa che io vengo a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Fa che accogliamo con viva fede, o Signore, la forza del sacramento di cui ci siamo nutriti nella memoria di San Domenico. Egli, che ha fatto fiorire la tua Chiesa con la predicazione, lo sostenga con la sua preghiera. Per Cristo nostro Signore. Amen. San Michele Arcangelo, Difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, così sia. il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata. Grazie a Cristo. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo quest'esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Recitiamo l'atto di riparazione insegnato dall'angelo ai veggenti di Fatima. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen.